Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato agrigentino Calogero Pisano che impegna il Governo a valutare l'opportunità di autorizzare il Comune di Agrigento, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale, che ha erogato le somme allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione per un totale di 3 milioni di euro assegnati per l'anno 2002, riferiti ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie per destinarle a spese relative a interventi ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali finalizzati alla promozione del capoluogo agrigentino. Ho ottenuto un grande risultato che mi riempie di orgoglio, afferma l'onorevole Pisano. Lo svincolo di queste somme, a oggi inutilizzate, consentirà così di operare una profonda opera di restyling e di miglioramento del decoro e dei servizi della città. Ancora una volta il governo Meloni ha dimostrato una grande attenzione e sensibilità nei confronti della città di Agrigento, così conclude l'onorevole Calogero Pisano.